Sperare ancora per i playoff con diverse squadre in lotta contro chi il proprio obiettivo lo ha già raggiunto. Amici di Sportisti, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al comunale di Brolo, provincia di Messina e Sant'Angiolese Geraci. Siamo nella 25esima giornata del girone B di promozione siciliana. Ultime 2 giornate di campionato. La Sant'Angiolese oggi si misura con la capolista, poi lo andrà a fare con l'Aspra secondo per provare a centrare i playoff, magari un quarto posto per essere sicuri della semifinale, cosa impegnativa ma non impossibile. Dall'altra parte il Geraci, che una settimana fa ha festeggiato in casa il ritorno in eccellenza dopo 3 anni, sicuramente oggi con meno pensieri per la testa. Le 2 formazioni, la Sant'Angiolese in maglia e pantaloncini rossi, la squadra di Andrea Ioppolo che si presenta con il 4-3-3, buon tempo in porta, Giuseppe Fantino, Pintaudi, Sacca e Tuccio in difesa, interdonato Monte e Mastriani a centrocampo, in attacco Todaro, Di Bartolo e Oddo con Spinella squalificato. Oggi la Sant'Angiolese si affida a Benedetto Di Bartolo, una delle novità di formazione assieme a Interdonato rispetto al 2-1 subito in casa del Lascari Cefalu. A disposizione ci sono Giaimo per quanto riguarda la porta e poi Conti, La Monica, Nibali e Piccione. Passando al Geraci, in maglia e pantaloncini bianchi c'è Petruzzi in porta, ampio turnover per Gaetano Mirto, 3-4-3 il modulo con 6 novità rispetto al 5-0 contro il Città di Casteldaccia. Petruzzi in porta, Pisa, Creta, Lepre e Cigno in difesa, Ferrera, Conate, Villar e Coco a centrocampo. In attacco il tridente formato da Speranza, Galletto e Marrone. A disposizione in panchina ci sono Valor, Albanese, Chiazzese, Velardi, Lamattina e Lo Cicero alla prima convocazione nel 2023. Non c'è il portiere di riserva per quanto riguarda la squadra ospite. L'arbitro è Salvatore Musumeci, assistito da Rosario Blanco e Aldo Della Iera, tutti e 3 della sezione di Acireale. Tutto pronto per il calcio d'inizio. Bella giornata qui a Brolo per una nuova domenica di calcio dilettantistico siciliano, con tutte le altre gare che seguiremo, con gli aggiornamenti in diretta, con i risultati tutti comodi. Inizia Sant'Angiolese Geraci. Subito il primo pallone di Marrone che lo passa dietro a VR. Oggi per il Geraci cambio di modulo, le 6 novità, con tanti ragazzi che di solito non sono dei titolarissimi, come Pisa, Creta, Conate e Speranza assieme a Galletto. Novità di formazione anche per quanto riguarda
l'utilizzo di Coco sulla fascia di sinistra. Oggi para Petruzzi con Demiere fuori per febbre, un altro grande assente e serio anche per lui. C'è stata la febbre, assenti inoltre Gonzales e Saidi, oltre all'assenza di Gnassi per squalifica alla seconda giornata da scontare. Per lui stagione finita, salterà tra l'altro le prime 2 giornate della prossima stagione. Invece per la Sant'Angiolese, come avevo detto, c'è l'assenza, la grande assenza in attacco di Francesco Spinella e poi le assenze di Palmeri, Cicero e Tindaro Pintaudi, per una squadra che, come detto, ha perso contro il Lascari Cefalù per 2-1, un KO arrivato dopo 5 risultati utili di fila, l'ultimo il rocambolesco 5-4 contro il Gioiosa, prima la partita pareggiata a Mistretta per 0-0, il 5-4 contro il Gioiosa proprio qui al Comunale di Brolo. Sfida assolutamente dal sapore di playoff. Sant'Angiolese che vuole ritrovare la vittoria. Entrambe le squadre oggi insieme al Geraci sono rimaneggiate. Vedremo chi la spunterà. Geraci che ha festeggiato il ritorno in eccellenza la scorsa settimana con il 5-0 alla città di Casteldaccia, settimo risultato utile di fila, una striscia che ha compreso 5 vittorie e 2 pareggi. L'ultima sconfitta, quella nel derby tutto palermitano con il Lascari Cefalù quasi 2 mesi fa. Nel frattempo la Sant'Angiolese ha conquistato questo calcio d'angolo. Parte la battuta a rientrare, secondo palo, allontana Cigno, pallone messo fuori in fallo laterale con Di Bartolo che affida la battuta a Fantino, prova a scambiare con Interdonato, vince il contrasto, poi la conclusione alta di Todaro, il primo sussulto della partita, anche se non verso lo specchio della porta. Ci ha provato Silvio Todaro. Questo weekend e il prossimo vede le partite tutte in contemporanea con l'orario cambiato. Si gioca alle ore 16, non più alle ore 15 per questi ultimi 2 weekend. Di conseguenza, oltre a Sant'Angiolese e Geraci, si giocano a Castelluccese Pro Falcone, città di Casteldaccia Aspra, Mistretta Gioiosa, Gorgogna Deglia, Lascari Cefalù e Super Giovane Castelbuono Villarosa. Ormai siamo agli sgoccioli della regular season con i verdetti che piano piano escono fuori. Quello del Geraci si è esaurito settimana scorsa. Per la Sant'Angiolese ci sono ancora speranze di partecipare ai playoff. La situazione per adesso è questa, senza contare magari gli attuali pareggi dopo 5 minuti di gioco di questo pomeriggio, con il Geraci a 54, l'Aspra a 47. Intanto Marrone si vede respingere la propria conclusione da buon tempo. Poi Lascari Cefalù a 43. Al terzo posto, più giù, ci sono Gioiosa quarto
a 35 punti, quinta la super giovane Castelbuono a 34, agli stessi punti la Sant'Angelese al sesto posto, e poi c'è la Gorgonia Delia a 29 al settimo, più distaccata di 5 punti. Quindi lotta playoff ancora aperta, si lotta più che altro per il quarto posto, dato che in caso di distacco superiore ai 10 punti tra la seconda e la quinta non si farebbe la semifinale playoff, la seconda in classifica accederebbe direttamente alla finale di girone, ovviamente, in questo caso l'Aspra, e quindi le squadre coinvolte in questa lotta vogliono sicuramente ambire non solo ad entrare nella zona playoff, ma a raggiungere il quarto posto, quinto posto che al fine di partecipare ai playoff risulterebbe inutile. Punizione Geraci, la battuta di VR verso la porta, la risposta di Bontempo in calcio d'angolo. Primo tiro in porta della partita. Con la conclusione di Franco Villar. È proprio lui ad andare alla battuta dalla bandierina, pallone sul secondo palo, lontana di testa Tuccio, altro cross direttamente sul fondo. E ci sarà dunque la rimessa dal fondo per Andrea Bontempo, portiere classe 2005, titolare in questa stagione, cresciuto nelle New Eagles, scuola calcio di Messina. Portieri abbastanza giovani, quelli della Sant'Angelese. In panchina c'è Matteo Giaimo, classe 2002. In panchina risulta disponibile anche la Monica, che però ormai fa il preparatore, storico portiere della Sant'Angelese, classe 77. A proposito di veterani, oggi in panchina nel Geraci invece c'è Lo Cicero, alla prima convocazione nel 2023. Nicona a Geraci Siculo, marrone schermato da Sacca, la presa di Bontempo, stava andando fino in fondo il capocannoniere del girone B di promozione siciliana, è arrivato a 20 gol dopo la rete alla città di Casteldaccia, staccato di 2 reti Santo Salerno della Castelluccese, che praticamente si trova in mezzo nella classifica marcatori ai giocatori del Geraci, perché sotto ci sono Serio e Velardi rispettivamente a 18 e a 16 gol. Nel frattempo c'è il vantaggio molto importante della Pro Falcone in casa della Castelluccese, con il gol di Mosca, Castelluccese 0, Pro Falcone 1. Partita che occasionalmente si sta giocando a Gangi, dato che la Castelluccese non ha per adesso a disposizione il proprio Berzot a Castel di Lucio. Una situazione che è stata presente per praticamente tutto il girone di ritorno, e poi per completezza a riposare questo weekend è il San Fratello che
la scorsa settimana ha raggiunto la salvezza aritmetica. Vantaggio nel frattempo anche del Lascari Cefalù, Adelia contro la Gorgonia, il gol di Mocciaro. Lascari Cefalù infermabile con Claudio Grimaudo in panchina. Girone di ritorno stratosferico dalla zona play-out a quella play-off. Muove il pallone la Sant'Angiolese con Todaro verso il centro, c'è il cross di Todaro, colpo di testa di Lepre all'indietro che mette un po' in difficoltà la difesa, pensando a quel pallone vagante. La presa di Petruzzi. Italo-argentino da poco, ha preso la cittadinanza italiana nelle scorse settimane. Un bel regalo di compleanno, dato che da poco ha compiuto gli anni. Tiro di Marrone, centrale per buon tempo, ne ha fatti 22 l'8 marzo Nicolas Petruzzi. Altro regalo sicuramente i 2 rigori parati nella stessa partita contro la super giovane Castelbuono nel derby. Dicevamo delle rose corte disponibili per oggi. Il Geraci ormai se lo può permettere, tra virgolette, dato che mancano praticamente 4 titolari, sì, Serio, Demiere e Gonzales. Sant'Angiolese un po' meno. C'è da dire però che questa rosa è stata tale per tutta la stagione praticamente. Si voleva sicuramente di più dall'innesto di Benedetto Di Bartolo nel mercato di dicembre. Alla fine da parte dell'attaccante della Sant'Angiolese sono arrivati soltanto 2 gol, con Spinella che rimane il bomber indiscusso di questa squadra oggi assente. Occhio allo spazio disponibile per il tiro da fuori da parte di Mastriani, la parata di Petruzzi. Decisamente a dare una scossa in più rispetto al tiro di Marrone di poco fa. Ritmi comunque gradevoli, con la Sant'Angiolese che cerca di provarci. Galletto vuole il cross basso per Marrone, pallone toccato assieme a Francesco Pintaudi. Voci dalla panchina nel frattempo. Mirto del Geraci ha detto ai suoi: siete fermi. Adesso è un po' il turno di Ioppolo a sistemare i suoi durante questo possesso di palla. Mastriani finisce giù senza fallo però, secondo Musumeci. E allora Konate, il pallone raso terra ad anticipare tutto, interdonato. Si muove Todaro, perde il possesso, adesso l'attacco di Tuccio a recuperare sul Marrone, tutto regolare. Lui che realizzò una tripletta in quel 5-4 contro il Gioiosa. E ha un gol nel raggiungere Spinella nelle marcature stagionali della Sant'Angiolese. Spinella è a 11 ma a 9 in campionato. Tuccio invece
10 in stagione, di cui gli stessi 10 in campionato. Ferrera, il passaggio per Villar, pallone profondo, chiude in questo modo Tuccio, oggi schierato praticamente da terzino, con la 3 sulle spalle, giocatore abbastanza duttile, ha fatto sia la punta centrale sia l'interno di centrocampo, oggi lo troviamo in difesa. Todaro, il passaggio per Di Bartolo, si gira bene Di Bartolo, ce l'ha sul sinistro, vuole il calcio di rigore, non c'è nulla secondo l'arbitro, anche in questo caso con Di Bartolo si voleva il penalty per la sua Sant'Angiolese. Un po' di proteste da parte dei giocatori di Joppolo, specialmente con Monte, ex della partita, lui che arrivò nel 2018 alla Sant'Angelese proprio dal Geraci, sempre in promozione. Con la stagione appena conclusa segnò alla Sant'Angelese, in quel precedente che finì 3-1 per la squadra messinese. Tra l'altro fu quella lì l'unica vittoria per i messinesi in 7 precedenti della storia. Questa è la gara numero 8 della storia tra Sant'Angiolese e Geraci, con 2 pareggi e poi le 4 vittorie per i Madoniti. Mentre la vittoria della Sant'Angiolese, come detto, fu quel lontano 1° novembre del 2017. Era sempre promozione B, dove il Geraci vinse il campionato anche in quel caso, con il salto storico in eccellenza per la prima volta. Pallone di Mastriani, sempre da Monte, c'è Tuccio libero dall'altro lato, il tocco di prima stava arrivando interdonato. Marrone vince il rimpallo contro Todaro, si ferma un po', aspetta Villar, passaggio troppo diretto su Galletto che però si trova in una posizione di fuorigioco. Monte si gira a Mastriani, si va a prendere il calcio di punizione già battuto. Todaro va da interdonato, il passaggio per Todaro, ancora interdonato, vorrebbe palleggiare, deve per forza salvarla e passarla dietro a Tuccio, mette dentro, allontana di Sacreta. Monte attaccato da Konate, poi si riprende ciò che è suo il centrocampista della Sant'Angiolese. Mastriani sceglie di passarla sempre nella linea dei difensori. Avanza ancora la Sant'Angiolese, tiro da fuori con deviazione. Il tentativo di Sacca.
dalla bandierina, Fantino. Mette sul secondo palo questo pallone. C'era Tuccio a voler scattare e a staccare. Qui si va a prendere un altro tiro dalla bandierina. Si va ancora basso stavolta sul primo palo. Allontana subito Matteo Galletto. Si va di nuovo, colpo di testa ad allontanare sempre del solito Galletto. Calcio di punizione qui per la Sant'Angiolese, ben guadagnato da Francesco Mastriani, uno dei uomini di maggior qualità per Ioppolo. Ha segnato 5 gol in questo campionato, fece una doppietta alla 16ª giornata contro il San Fratello, partita che però venne persa dalla Sant'Angiolese qui a Brolo 3-2. Servita poco. Si va con il pallone dentro. Il Geraci continua a difendersi con questo colpo di testa di Cigno. Gioco nuovamente fermo. Con un giocatore a terra. Tutto ok alla fine per Cigno. Pisciacreta se la chiama a buon tempo. Pallone per Tuccio, la mantiene in campo sì, ma di fatto la regala a Marrone verso il centro. Il passaggio per Conate, scambio i due. Marrone, arbitro però fischia tutto perché il pallone controllato da Tuccio in realtà era uscito. Segnalazione arrivata in ritardo. Il Geraci però non ne ha fatto niente di questa rimessa guadagnata. Monte lascia tutto a Sacca. Mastriani si muove un po', poi serve Monte fino ad arrivare in fascia. Passaggio di prima, quello di Todaro. La protezione di Cigno, si inserisce lì anche Pisciacreta per far arrivare tutto a Petruzzi. Lepre al centro della difesa, ma con la 9 sulle spalle.
Colpo di testa sbagliato qui. E allora rimessa laterale per la Sant'Angelese, che continua a guadagnare metri. Monte ci ha messo del suo anche Fantino, poi Galletto un po' chiuso da Sacca, si va dietro con la spallata ai danni di Speranza. Cigno non porta palla fino in fondo, giù di Bartolo e calcio di punizione. Batte Monte. Mastriani in fascia da Oddo, trovato in posizione di fuorigioco. Il rinvio di Petruzzi, duello con Cigno e Mastriani protagonisti. Pallone recuperato ancora dalla Geraci con il colpo di testa di Pintaudi a levar via. Galletto se la lunga anche in questo caso. C'è la segnalazione del fuorigioco. Verso la mezz'ora di questo match, sempre 0-0 tra Sant'Angelese e Geraci. Più la Sant'Angelese a volere il gol. Geraci che cerca di spingere, come in questo caso con Speranza. Passaggio verso Galletto, allontana Sacca direttamente dentro la panchina di Ioppolo. Ha pareggiato la Gorgonia Delia contro il Lascari Cefalù. Il gol di Rosario Genova sul calcio di rigore. Giocatore infinito, che ancora segna e trascina la propria squadra assieme a Michele Graci, che oggi però è assente per squalifica. Tornerà contro il Geraci settimana prossima e quella lì sarà la sua ultima partita in carriera. Da parte del capitano della Gorgonia. Rinvio corto di Bontempo per i suoi. Monte. Di Bartolo, fermato da Konaté. Il recupero di Villar. Passaggio per Marrone, non si intende perfettamente con Galletto. Rincorre comunque, chiude Pintaudi. E c'è il pareggio della Castelluccese contro la Pro Falcone. Il gol di Santo Salerno, 1-1 a Gangi, con Salerno che accorcia quindi le distanze nella classifica marcatori rispetto a Mirko Marrone. Al momento a secco Marrone, che rimane a 20, Salerno che da 18 sale a 19. Ritorno in campo con gol per Salerno, dato che a Villarosa era squalificato
L'ennesimo gol con la maglia biancorossa della Castelluccese. Monte, il passaggio di Mastriani in difesa. Il possesso ritorna da Tuccio, allarga da Interdonato, il cross in mezzo con Ferrera che ha contrastato tutto. Sant'Angiolese che però rimane in proiezione offensiva. Con la rimessa laterale affidata a Leonardo Tuccio. Lo scambio con Di Bartolo. Tuccio con l'esterno verso il centro dell'area, pallone tirato e finisce fuori la conclusione di Mastriani. Gli applausi di Ioppolo dalla panchina. Apprezzata anche la giocata di Tuccio. Vicino al gol del vantaggio la Sant'Angelese con Mastriani, il più pericoloso. Conate dietro per Cigno, la gira tutta ma la fa arrivare a Pintaudi. Monte verso l'interno, contrasto con Todaro che viene praticamente spostato nel momento in cui va ad agganciare il pallone, si va dall'altro lato. Il passaggio di Interdonato per Tuccio, dietro dalla coppia Pintaudi-Sacca. In ritardo qui Mastriani, il recupero del Geraci. Conate, poi non ce la fa qui la Sant'Angelese, il recupero di Marrone al limite dell'area, si gira molto bene, ce l'ha sul destro adesso, non va con il possesso sul sinistro, assolutamente non c'è calcio di rigore qui. Il recupero di Ferrera, il passaggio di Pisacreta, Galletto protegge, poi se la porta fuori concedendo la rimessa alla Sant'Angelese. Ha voluto la scossa qui il Geraci perché poco fa c'è stata la conclusione di Mastriani che non è andata di molto fuori rispetto alla porta difesa da Petrucci. Occhio a Petrucci, che rischio con Pisacreta che spazia in fallo laterale. Colpo al cuore per il portiere del Geraci che non ha azzeccato i tempi giusti di uscita. Per sua fortuna però il Geraci ha conquistato il calcio di punizione da quella zona con Conate, allontana Fantino. Anche in questo caso c'è il fallo laterale. Marrone spalla alla porta, c'è il tiro da fuori che finisce sul fondo. Da parte di Speranza. Monte, Interdonato, non riesce il passaggio fino a trovare Tuccio. Galletto contrastato in mezzo a due. C'è l'intervento falloso, poi l'arbitro va a parlare con Mastriani.
Cigno. Adesso Villar con te nuovamente dietro, ultimi 10 alla fine del primo tempo. Partita che rimane con gli stessi ritmi. Villar stava pensando di allargare tutto a sinistra. Poi c'è la chiusura regolare di Coco ai danni di Oddo. Rimessa Geraci, pallone verso Marrone, controllato, ancora Marrone, cerca il cross verso l'interno dell'area, anche volendo una conclusione, ma era abbastanza murato dei difensori avversari. Lepre da fuori con buon tempo che controlla centralmente. C'è però un giocatore a terra e gioco che si deve fermare. Piccolo problema per Di Bartolo. Pallone riconsegnato a buon tempo, che poco fa ha parato uno dei diversi tiri centrali. Al momento calciati dal Geraci. Interdonato la mantiene in campo la Sant'Angelese con Todaro. Ancora Todaro a cercare Tuccio, la protezione di Ferrera ai danni di Tuccio. Pallone dietro per Petrucci, il rilancio, il colpo di testa alla sponda di Marrone, arriva tutto a Francesco Pintaudi. Sciacca, non arriva il pallone a Todaro, lanciato Marrone, esce quasi buon tempo, c'è il tiro di Marrone, buon tempo, respinge con qualche applauso che arriva dalla tribuna per il classe 2005. Sale Tuccio, non va a superare Ferrera, pallone che ribatte su Interdonato. Ferrera finisce giù, si va a prendere comunque la rimessa laterale per il Geraci. La battuta di Pisacretà, Marrone di testa, Francesco Pintaudi alza in maniera profonda, lotta di Bartolo assieme agli avversari, conclusione da fuori di Todaro, controllata bassa da Petruzzi in due tempi. Un po' di spazio per il Geraci, Galletto, Sciacca, cerca di fermarlo, c'è intervento falloso da parte di Matteo Galletto, arrivato a stagione in corso dal Gangi in prima categoria, classe 2000. Interdonato non la conquista più, la stava per agganciare Monte, poi Tuccio gira tutto da Sciacca. Monte, Mastriani di prima per Fabio Sciacca. Mastriani vede il movimento di Oddo lungo la fascia, riesce a crossare il pallone verso Interdonato. Se la prende un po' di Bartolo,
il pallone non era proprio per lui, dato che lo aveva scavalcato all'altezza del primo palo. Nulla da fare per Interdonato. Marrone, Pisciacreta, verso Galletto, ancora Francesco Pintaudi a governare nella linea difensiva della Sant'Angiolese. Che pallone qui per Tuccio, si inserisce, giocata al limite, pallone per Di Bartolo al limite, poi si incarta nel volerlo controllare con il destro. Potenziale opportunità da gol buttata per la Sant'Angiolese, che adesso insiste, vince il rimpallo. Odo, stava arrivando il pallone a Di Bartolo. Adesso Monte, indisturbato, c'è Tuccio largo, non lo serve. Prima c'è il passaggio per Todaro, ancora Tuccio verso l'interno, Pisacreta allontana con il rischio. Pallone lasciato a Mastriani in profondità da Todaro, esce Petruzzi, anche con la presenza di Ferrera lì. Sant'Angiolese che vorrebbe tanto il gol. Marrone liscio di testa. Tuccio cambia in fascia da Salvatore Oddo. Adesso Monte, Mastriani dietro per Fabio Sacca. Ancora Mastriani che si è abbassato un po'. Pintaudi, Tuccio, il recupero da parte di Villar. Sale dunque la squadra di Mirto al passaggio verso il centro da Konate. Speranza prova a superare un avversario, poi la rimonta di Mastriani che si va a prendere pure il calcio di punizione. Battuto già dalla Sant'Angiolese. Tuccio, Francesco Pintaudi, capitano d'esperienza da diversi anni con questa maglia, assieme al vice Tindaro che oggi non c'è. Gioco fermo. Si rialza Di Bartolo. Pallone riconsegnato al Geraci. Non ci sono state tantissime interruzioni, forse un minuto di recupero si potrebbe concedere per i giocatori che si sono fermati lungo il corso di questo primo tempo e che poi si sono ripresi. Tuccio, altro calcio di punizione che si va a conquistare. E invece non c'è neanche un minuto da giocare in più, finisce il primo tempo di Sant'Angiolese Geraci sullo 0-0, partita che ha visto più pericolosa la Sant'Angiolese con un tiro da fuori di Francesco Mastriani. C'è stato un tiro in porta da parte del Geraci prima con Franco Villar, partita che non sta vivendo dei ritmi intensi, veloci, però potrebbe sbloccarsi da un momento all'altro. Tante conclusioni centrali, soprattutto da parte del Geraci. Vedremo che secondo tempo sarà qui al Comunale di Brolo, un quarto d'ora e poi di nuovo in diretta.
Si comincia allo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta con il primo tentativo da parte della Don Carlo Misilmeri direttamente dal rinvio di Marino. La palla arriva a Lucera, sembra in anticipo il portiere della Nissa che però sbaglia l'uscita. C'è il salvataggio sulla linea e dunque subito prima palla gol per la Don Carlo, che in questo caso poi si deve difendere da un'avanzata sulla sinistra. Parte il cross a ricerca di Vignone, anticipato, la palla arriva a Fragapane che calcia raso terra, facile per Simone Marino. Dall'altra parte Don Carlo che attacca ancora con Lucera, ispiratissimo, cercato e trovato da Concaldi, sterzo col primo avversario, salta il secondo avversario, calcia con il destro di potenza, palla sopra, la traversa la disperazione di Raimondo Lucera. Dall'altra parte Concaldi in back-cambro che arriva sul fondo, mette al centro, l'uscita sui piedi di Matera che non riesce nel tapin vincente. Poi calcio di punizione per la Don Carlo, minuto 25, il solito piede sinistro di Concaldi a cercare il colpo di testa di Giuliano, palla sulla traversa, opportunità che sfuma per la Don Carlo Misilmeri che poi ci prova con un calcio di punizione. Sulla palla c'è Ambro, ma soprattutto c'è Piero Concaldi che parte col sinistro a cercare il secondo palo, palla che sorvola la traversa. È un assolo della squadra di Aronica che attacca sulla destra con Sino, il quale prova ad accentrarsi, salta il primo avversario, si porta la palla sul sinistro, calcia e trova l'opposizione del portiere, palla in calcio d'angolo. Attenzione però a quest'ultimo tentativo del primo tempo con la Nissa che ci prova, la palla arriva ancora a Fragapane che sorvola la traversa di pochi centimetri. Veniamo al secondo tempo allora, che viene anticipato da questa opportunità per la Don Carlo. La palla arriva sul secondo palo per Mendola, la respinta provvidenziale in calcio d'angolo. Veniamo adesso allora al secondo tempo, che parte subito con un'opportunità dopo una decina di secondi per la Nissa che attacca sulla fascia di destra, propone questo cross al centro, c'è la sforbiciata, è fermo Marino, la palla sorvola la traversa. Veniamo allora dall'altra parte con Lucera che salta un avversario, si presenta opportuno con il portiere, apre il piattone e porta in vantaggio la Don Carlo Misilmeri, torna a segnare e vola in doppia cifra Raimondo Lucera, l'uomo in più della Don Carlo Misilmeri in questo finale di stagione, quasi sempre in gol il numero 11. Poi pochi minuti più tardi Sino indirizza per Concaldi che decide di crossare col destro, arriva sul secondo palo Riccardo Pellegrino e subito il raddoppio della Don Carlo. Sono passati appena 4 minuti dall'inizio della ripresa e il terzino sinistro misilmerese torna titolare e torna al gol, ma qui cioccolatino vero e proprio da parte di Piero Concaldi. Non sarà l'ultimo della sua partita, qui contropiede della Don Carlo che gioca sul velluto, proprio la palla per Concaldi che controlla, salta nettamente un avversario, si porta la palla sul sinistro, calcia dal limite, la palla sorvola di poco la traversa. È uno show della squadra di Aronica e qui però deve tornare a difendersi su questo calcio angolo. Il colpo di testa e la parata da parte di Marino che si sdraia sul secondo palo e la mette in calcio d'angolo. Altra palla inattiva interessante per la squadra di Sferrazza che propone questo cross al centro, altro colpo di testa e ancora molto difficile la parata di Simone Marino. Poi veniamo al 20° della ripresa con Manfred che entra e innesca subito Sino, il quale si presenta alla conclusione, palla che sbatte sul palo, occasione per lo 0-3 per la Don Carlo Misilmeri che poi riparte ancora con Manfred, la palla per Concaldi in campo aperto, potrebbe andare a calciare il numero 10, però vede con la coda dell'occhio Raimondo Lucera che deposita nella porta spalancata il gol del 3-0, doppietta personale, ancora una marcatura multipla per l'ex giocatore del Palermo che dunque porta la sua squadra a 3 lunghezze di vantaggio. Nissa praticamente disarmata che ci prova più con la forza della disperazione che con altro. Occasione qui sulla fascia di destra con un'altra palla messa al centro, il colpo di testa e Marino si supera, altra parata straordinaria da parte del portiere della Don Carlo Misilmeri che qui ancora deve difendersi con l'altra palla messa al centro, il tiro al volo di sinistro, palla sopra la traversa. Non molla, almeno prova a non mollare la Nissa già contestata dal suo pubblico. Dall'altra parte sul velluto la Don Carlo, angolo di Concaldi per Manfred e ci vuole il miracolo per evitare il gol dello 0-4, gol dello 0-4 che però arriva tra poco. Concaldi, grande sterzata sul primo avversario, altro dribbling, palla sempre incollata al sinistro, spiazzato il portiere, 0-4 e come potete sentire sullo sfondo gli applausi del pubblico del Marco Tomaselli, lo sportivo pubblico di fede nissena che non può non ammirare questa perla da parte del numero 10 che poi all'uscita al campo, come sentite, viene tributato del giusto e meritato applauso da parte del pubblico della Marco Tomaselli. Vogliamo chiudere i nostri ragazzi con queste immagini, poi il triplice fischio, vince la Don Carlo che torna a sperare la qualificazione ai playoff, si mette male per la Nissa. Cus Palermo che invece viene da una striscia di risultati utili
consecutivi che hanno consentito di riaprire clamorosamente la corsa per la salvezza. Iniziamo con il film della partita, con il calcio di punizione di Ciccio Maggio, che come sempre è un pericolo sulle palle inattive. Poi il calcio di punizione di Cardinale, la palla che rimane nel cuore dell'area di rigore, viene allontanata dalla difesa del CUS Palermo, poi rimane però a disposizione della squadra di Pagano, che effettua questo cross con la palla che arriva sul secondo palo, il colpo di testa che sorvola la traversa. Poi ancora Sanyong per il Marineo con questo inserimento tentato e la conclusione che si perde sul fondo da parte di Sanna Sardo. Poi dall'altra parte calcio di punizione per il CUS Palermo con la palla che spiove, per poco Fofana non la riesce a correggere, la palla gli sbatte letteralmente sul petto prima di perdersi fuori. Poi Kubi cerca di liberarsi al limite dell'area, pallone poi messo in mezzo ancora per Fofana, che questa volta con i piedi non riesce a indirizzare verso la porta avversaria. Ma veniamo all'azione che si sviluppa dall'altra parte col Marineo che attacca sulla sinistra con il cross che arriva a centro area, colpo di testa e palla che si perde sul fondo. Cardinale vicino alla rete del vantaggio. Poi ancora attacca la squadra di casa con questo tentativo di Maggio deviato in calcio d'angolo. Anima della squadra come sempre Ciccio Maggio, ma attenzione a questa azione con Ciancimino che mette in mezzo. Non arriva Sanyong, arriva invece Michele Di Maggio per il vantaggio dell'Oratorio San Ciro e San Giorgio Marineo. Esplode il pubblico di Fede Marinese, esplode la squadra guidata da mister Pagano, che dunque passa a condurre per 1-0. L'esultanza di gruppo al centro del campo. Marineo che insiste, Cus che accusa il colpo, qui ancora Di Maggio, questa volta si allarga sulla destra, mette in mezzo il pallone, c'è l'anticipo da parte di Carollo, che dunque torna al centro della difesa del Marineo. Ma attenzione a questa bomba da parte di Favata, che si va ad insaccare sotto l'incrocio dei pali, non può nulla la Min Sisei. 1-1 e gran gol e grande festa per uno dei frutti del settore giovanile del CUS Palermo. L'esultanza davanti alla panchina cussina, CUS Palermo che insiste. Qui Sheriff con la giocata tra le linee, il servizio per Fofana che viene toccato duro da Maggio, l'arbitro non ha dubbi, concede calcio di rigore. Dal dischetto si presenta il grande ex della partita, ovvero sia Mustacciolo, che prende una rincorsa molto breve ma calcia perfettamente sotto l'incrocio dei pali. Il vantaggio, il sorpasso del CUS Palermo e poi l'esultanza un po' provocatoria, un po' polemica da parte di Mustacciolo, che ha iniziato la stagione con il Marineo e adesso è uno dei leader tecnici e non solo del CUS Palermo. CUS Palermo che qui deve difendersi da questo tentativo da parte del Marineo, che pareggia subito il conto con il giovane Sanna Sardo, prodotto del vivaio del Palermo, che è il più lesto e il più preciso ad insaccarla, battuto di salvo in un duello tra baby di assoluto avvenire. E ancora parità, è 2-2 al Comunale di Marineo, proprio poco prima che il direttore di gara mandi le squadre negli spogliatoi. Un primo tempo vibrante, ma il secondo tempo si preannuncia ancora più intenso, ancora più spettacolare al Comunale di Marineo, con la palla rimessa in gioco e con l'Oratorio che torna subito ad attaccare qui sul fronte sinistro. Poi converge Ciancimino, che non riesce a dare giusta precisione alla sua conclusione di destro. Qui calcio d'angolo per l'Oratorio con la palla che viene parzialmente allontanata da Carollo, viene rigiocata nel cuore dell'area, c'è Ciccio Maggio sul secondo palo, controllo e destro, battuto di salvo. 3-2, ancora in vantaggio la squadra guidata da Peppe Pagano, con il suo capitano che va a bersaglio. Poi calcio di punizione, ci prova Sainei Sanyong, palla sopra la traversa, Di Salvo controlla la traiettoria, dall'altra parte Scozzari con il cross al centro, interviene Nuccio, forse tocca lui, forse è una deviazione di un difensore del Marineo, ma quel che conta è che il CUS ha pareggiato ancora una volta e si è portato sul 3 pari. Decisivo l'ingresso dalla panchina di Nuccio nel corso del secondo tempo. E parità ancora, partita vibrante e bellissima al Comunale di Marineo. Qui l'affondata sulla destra dei padroni di casa, Ciancimino, un rigore in movimento, ma si immola Piscopo per togliere forse il gol del 4-3. Gol del 4-3 che non arriva, ma c'è ancora un attacco da parte del Marineo con Ciancimino che si inserisce, poi Di Maggio che scarta Di Salvo e segna, ma per l'arbitro è fuori gioco del numero 7 dell'Oratorio Marineo. Ma attenzione poi a questa azione con Fofana che controlla, rovesciata straordinaria da parte di Fofana. 4-3 CUS, gesto tecnico e balistico di assoluto spessore da parte del centravanti del CUS, che poi aveva ad esultare sotto allo spicchio riservato ai tifosi ospiti. Torna in vantaggio la squadra di Zappavigna, che poi ha un'opportunità
per continuare ad attaccare questo calcio di punizione con la palla che scende soltanto all'ultimo momento, la controlla non senza patemi d'animo Lamin Sisei. Poi dall'altra parte ancora Nuccio con il tocco per Favata che attende l'arrivo dei compagni, mette in mezzo il pallone sul secondo palo, non perfetto Sisei, e allora Fofana può riprendersi il pallone ma non riesce a calciare. Allora Sisei si riprende il pallone, torna a farsi vivo il Marineo con Sanyong, la palla messa dall'altra parte, Maggio anticipa l'uscita di Salvo, calcio di rigore per il Marineo. Si presenta dal dischetto proprio il capitano Ciccio Maggio, lunga rincorsa, botta potente al centro della porta, 4-4, doppietta per Ciccio Maggio, sempre più difensore goleador, sempre più trascinatore dell'oratorio marineo in questa folle partita che potrebbe risolversi con un calcio di punizione in favore del CUS. Proprio l'ultima azione della gara, palla rincorsa a Mustacciolo, conclusione però debole che viene bloccata da Sisei, e dopo questo tentativo il direttore di gara pone fine ad una partita epica. Secondo tempo di Sant'Angiolese Geraci, si riparte dallo 0-0 dei primi 45 minuti. Ci sono stati due cambi nella formazione madonita, con l'uscita di Speranza per Albanese e l'uscita di Galletto per Velardi. Cambio dunque in attacco, doppio per Mirto, con forze fresche dalla panchina per provare a sbloccare questa partita che non ha avuto ritmi abbastanza intensi lungo il corso del primo tempo. C'è stata una conclusione di VR che ha impegnato buon tempo su calcio di punizione, mentre dall'altro lato è stato Mastriani a sfiorare la traversa. Ovviamente si stanno giocando anche le altre partite della 25esima giornata del girone B di promozione siciliana, con la Supergiovane Castelbuono che è in vantaggio sul Villarosa per 1-0.
il gol segnato da Cardella. L'Aspra sta vincendo 2-1 in casa del Città di Casteldaccia, 1-1 tra Castelluccese e Profalcone, 0-0 nel derby messinese tra Mistretta e Gioiosa. 0-0 su questo campo, 1-1 invece tra Gorgogna Delia e Lascari Cefalu. Riposa il San Fratello che la scorsa settimana ha guadagnato la salvezza aritmetica. Facciamo un recap delle due formazioni. Prima però seguiamo questa azione del Geraci con il cross in mezzo da parte di Cocco, controllato da Bontempo che sorveglia i pali della Sant'Angelese. In difesa Fantino, Pintao di Sacca e Tuccio. Centrocampo interdonato Monte e Mastriani. In attacco Todaro, Di Bartolo e Oddo, con a disposizione Giaimo, Conti, La Monica, Nibali e Piccione. Dall'altro lato il Geraci con Petruzzi in porta, Pisacreta, Lepre e Cigno in difesa. A centrocampo Ferrera, Conate, Villar e Coco. In attacco Albanese, Velardi e Marrone, con Albanese e Velardi che hanno preso il posto di Speranza e Galletto nel corso dell'intervallo. A disposizione invece Valor, Chiazzese, La Mattina e Lo Cicero. Calcio di punizione per la Sant'Angelese. Pallone in mezzo, se la chiama Petruzzi a dettare calma nella metà campo del Geraci. Oggi prende il posto di Demiere, out per Febbre. La Febbre ce l'ha anche il grande assente di giornata, Gioachino Serio. Si è squalificato. Sente anche un perno del centrocampo quale Gonzales, out anche 6D. Dall'altro lato invece la grande assenza in casa Sant'Angelese, quella di Francesco Spinella per squalifica. E poi i forfait anche da parte di Palmeri, Cicero e Tindaro Pintaudi. Pallone recuperato dalla squadra di Ioppolo. Pisacreta di testa, colpo di testa di Sacca, prende Conate, poi in difficoltà nel servirla a Coco. Cigno di prima, recupera Monte, evita Conate, c'è Villar però davanti a lui. La chiusura di Sacca su Marrone, ci ha provato in un'occasione il capocannoniere del campionato Mirko Marrone. Si era sistemato il pallone, poi non ha avuto modo di calciare. Ancora Marrone, cerca il cross, respinto da Fantino. C'è il calcio d'angolo per il Geraci. Batte Villar in mezzo, basso sul primo, recupera tutto la Sant'Angelese. Fallo su Oddo con ammonizione, e nel frattempo c'è il vantaggio della Castelluccese sulla Profalcone. Ancora Santo Salerno, 2-1. E a questo punto Marrone e Salerno sono entrambi a 20 gol nella classifica marcatori. Castelluccese che nonostante la salvezza non molla nel portare a casa la vittoria. Profalcone ultima in classifica. Villar si muove molto bene nel liberarsi degli avversari, lancia Marrone e c'è Bontempo.
spedire tutto sul cerchio di centrocampo. Intervento falloso e nuovo calcio di punizione. Andiamo un po' a riepilogare la situazione in classifica con i risultati che stanno maturando. Geraci 55, Aspra che rosicchierebbe 2 punti perché sta vincendo, quindi Geraci 55, Aspra 50, Ascari Cefalù 46, Gioiosa 36, scavalcato dalla super giovane Castelbuono, che con questa vittoria contro il Villarosa salirebbe a 37, quindi super giovane attualmente quarta, e Sant'Angiolese che così va a 35, Gorgogna che salirebbe a 32, sempre al settimo posto, giù la Castelluccese a 30, si muove poco nell'alto destro della classifica con il Mistretta che aggancia il San Fratello a 24 punti, Villarosa e Città di Casteldaccia a 18, Falcone a 17. Queste ultime tre stanno perdendo attualmente. Tuccio, la copertura di Cigno, c'è stato fuori gioco da parte del giocatore della Sant'Angelese. Oggi spostato inizialmente in difesa, adesso è stato spostato come punta centrale. Di Bartolo va a fare praticamente all'interno di centrocampo. Iopolo che ha cambiato i suoi con una sorta di 4-1-4-1 con Tuccio unica punta giocata. Intanto qui di Mastriani che se ne va verso il fondo, ancora Mastriani cerca di evitare Petrucci, è stato commesso però fallo in attacco secondo Salvatore Musumeci, o meglio simulazione. È pronto il giallo per Francesco Mastriani. Ci ha voluto provare il classe 2000 che sarà punizione per Petrucci. In panchina indicazioni da parte di Iopolo che si copre dato il sole, che viene a picchiare a bordo campo. Seduto invece Mirto. Konate, lungolinea per Velardi, pallone basso in mezzo, Marrone, c'è il tiro, la risposta di Bontempo, c'è Konate, calcia Velardi, ancora Bontempo, ci pensa nel tiro albanese, finisce fuori, occasione gigante per il Geraci. Marrone, Velardi e poi Albanese a sfiorare il vantaggio, occasione più importante della partita, con l'esterno entrato nel secondo tempo, il portiere della Sant'Angiolese Andrea Bontempo a rispingere 2 volte nel mantenere il risultato sullo 0-0, ma il Geraci insiste e ci prova da fuori con Villar, semplice decisamente per Bontempo questa volta. Intanto c'è il 3-1 dell'Aspra in casa del Città di Casteldaccia, non cambia nulla in classifica con la squadra di Tumminia a -5 dalla vetta che non può essere raggiunta più. Velardi basso, Konate calcia addosso a Saka. Tuccio si muove tanto, Odo viene lanciato
poi manca nel passaggio Salvatore Oddo, azione che si perde. Konate, fastidito da Mastriani da dietro. (3-1) della Castelluccese sulla Pro Falcone, il gol di Rinaldi. Castelluccese che aveva fame di vittoria e attualmente la sta conquistando contro l'ultima in classifica. A questo punto la lotta per non retrocedere si riduce inevitabilmente a 3 squadre, questo già da un paio di settimane, con Villarosa e Città di Casteldaccia in zona playout, Pro Falcone sempre all'ultimo posto in zona retrocessione diretta in prima categoria. Pensare che la Pro Falcone l'anno scorso ha perso la finale playoff di girone. Pallone largo, attacca il Geraci, si propone con Ferrera, poi non esce fuori la possibilità di crossare. Tocco con la mano di Tuccio. Tuccio dice: prima il pallone mi è capitato sulla gamba, poi è rimbalzato sul braccio. Velardi in velocità, il Geraci, c'è il tiro provato da Albanese, fuori, ma è stato pescato in posizione irregolare. E c'è il terzo cambio per la squadra di Mirto. Esce Ferrera. Entra La Mattina. Posizione da esterno per La Mattina, arrivato a stagione in corso dalla Parmonval, dall'eccellenza. Pisacreta chiude, fuori, si fa rivedere la Sant'Angelese. Pallone che rimbalza, Tuccio prova il cross, vince il rimpallo contro Pisacreta, che poi vuole chiuderlo. Pallone che viene spazzato a centrocampo, il recupero di Francesco Pintaudi. Passaggio di Fantino, si sta sempre lì in zona con l'arbitro che va a colpire il pallone. Arbitro che, ricordiamo, è Salvatore Musumeci di Acireale, assistito oggi da Rosario Blanco e Aldo Della Iera, anche loro della sezione di Acireale. Sbaglia La Mattina qui, il pallone di Francesco Pintaudi per Monte. Nessun aggancio da parte di Oddo, vuole il recupero con Ate, ci pensa Mastriani a prendere il pallone, prova a lanciare Todaro, il colpo di testa di Cocco, riparte il Geraci, ancora Albanese, entrato benissimo in partita. Tuccio fermato da Pisacreta, era entrato bene contro il Città di Casteldaccia. Buona prestazione anche oggi da titolare. Pallone recuperato da Di Bartolo, sbaglia però il destinatario, ha preso Cigno. Il tocco da parte di Fantino, pallone che finisce in fallo laterale.
Marrone non la prende. Pallone per Di Bartolo. Lascia tutto a Mastriani. C'è il cross da parte sua, la presa di Petruzzi. Nel frattempo, episodio a Mistretta, si è infortunato l'arbitro e dunque Mistretta Gioiosa è sospesa. Solo 0-0. In più ha fatto 4-1 la Castelluccese contro la Pro Falcone. Il gol segnato da Salerno, e a questo punto Salerno scavalca Marrone in cima alla classifica marcatori. Salerno va a 21, Marrone fermo a 20. Marrone a ricevere proprio adesso, spazza via la difesa della Sant'Angiolese. Cignò cerca Velardi, Francesco Pintaudi a terra. Fallo sulla capitana della Sant'Angiolese. Sbaglia il passaggio Lepre, Loramonte, Tuccio Di Bartolo. Mastriani gira tutto nella zona di Fantino, evita così la mattina, cross basso, deviazione sul primo da parte di Lepre. Passaggio per Petruzzi con brivido. Villar, Velardi si gira, Marrone, verticalizzazione, stava per funzionare, soltanto che il pallone è stato troppo lungo. Di Bartolo spara alla porta, di prima Todaro, Tuccio vuole di nuovo Di Bartolo, ma si ritorna dietro da Petruzzi. Konate, la mattina Konate dietro da Cigno, adesso Franco Villar. Pallone mantenuto in campo, il Geraci vuole assolutamente sbloccare la partita, anche perché la Sant'Angiolese nei precedenti di questa sfida è imbattuta in casa. Una vittoria e 2 pareggi. La mattina, cross profondo, si cerca Velardi, Sacca a colpire di testa. C'è il calcio di punizione con il fallo commesso da Velardi. Fantino, pallone di Mastriani, scambio con Monte, si va dall'altro lato. Si prova a puntare il centro dell'area di rigore, cercato Odo abbondantemente in fuorigioco. Cambio nella Sant'Angiolese, esce Oddo. Al suo posto entra Nibali. Minuti da subentrato per Thomas Nibali, classe 2005. Anche lui cresciuto a Messina nelle New Eagles.
il primo cambio di Iopolo adoperato oggi. Villar gira tutto, l'aggancio è lungo di Coco, troppo. Francesco Pintaudi prova un po' a fare la stessa cosa, Interdonato non la mantiene in campo. Geraci che nel frattempo prepara il quarto cambio, si va adesso pronto ad entrare Chiazzese, esce Lepre, non cambia praticamente nulla al centro della difesa. Villar, rimane avanti il Geraci, Coco serve dietro Pisacreta, cross su buon tempo che l'ha vista quasi sopra le sue braccia, alla fine nessun problema. Per il portiere della Sant'Angiolese. Il colpo di testa del nuovo entrato Nibali, Albanese. Marrone. Giro palla Geraci. Cignò. La mattina Konate non la prende. Monte. Konate rimedia in qualche modo. Alla fine Albanese allarga da Coco. Passaggio verso l'interno. Konate. Limite. Chiude tutto Saka. Pallone ancora vivo però per la squadra di Mirto. Villar, colpo di testa a chiudere, sempre di Fabio Saka. Cigno vuole decidere cosa fare. Konate, nel suo passaggio c'è l'intervento di Bartolo. Pisacreta esce con personalità, poi Monte, il passaggio per Nibali, c'è spazio per la Sant'Angiolese, sale Todaro dall'altro lato a cercare Tuccio, l'aggancio all'interno dell'area, vuole un passaggio seppur mal coordinato, pallone in fallo laterale. Sant'Angiolese che rimane viva. Si cerca Tuccio, vuole girarsi, vuole il calcio di rigore. Niente da fare, ancora una volta per la squadra di Iopolo, si dispera in difesa Francesco Pintaudi. Tuccio cercato, la prende Coco, calcio d'angolo. Va Fantino dalla bandierina. Pallone dentro, non la prende nessuno. Poi Konate la spazza, rispedisce in avanti Mastriani. Nibali, un po' trattenuto da Marrone. Francesco Pintaudi a non trovare nessuno. C'era Todaro, poi in ritardo. Marrone la salva per Konate, il passaggio per Villar. Coco, filtrante albanese, si deve fermare perché alle sue spalle c'è Interdonato. Villar trova Marrone, spalla alla porta, lascia tutto per il tiro di Velardi. Pisacreta dietro, Velardi, adesso il pallone di Francesco Pintaudi, la Sant'Angiolese ci crede. Il lancio in profondità per Tuccio, c'è la munizione per lui che non l'ha presa benissimo alla segnalazione di fuorigioco. Accorcia le distanze il Città di Casteldaccia, 3-2 contro l'Aspra.
e c'è un cambio per il Geraci, pronto ad entrare Lo Cicero. Entra al posto di Konate. Entra una bandiera di Geraci Siculo. Era presente anche ai tempi della seconda categoria con questa maglia. Damiano Lo Cicero. Classe 85, l'ultima presenza a Delia contro la Gorgonia nell'ultima del girone d'andata. Panchina nella sfida contro la RSC Riposto ai quarti di ritorno di Coppa, poi non è stato più convocato. Oggi il ritorno tra i convocati. Ultimo quarto d'ora a disposizione per lui. Eccolo Lo Cicero, che potrebbe anche tirare. C'è il tiro di Lo Cicero, finisce sul fondo. Lui che un gol l'ho anche trovato in stagione, in quel 6-1 a Gliaca di Piraino contro il Gioiosa. Parliamo dell'inizio della stagione, della seconda giornata. Lo Cicero che ha trovato qui anche una deviazione, calcio d'angolo per il Geraci. Pallone in mezzo, colpo di testa di Velardi, fuori. Impreciso nelle due occasioni che ha avuto Claudio Velardi. Lancio profondo, uscita di Chiazzese, pallone recuperato da Di Bartolo, che calcia alto, pallone che finisce fuori l'impianto sportivo. Squillo dopo tanto tempo da parte della Sant'Angiolese. Velardi, grande salto, ma non c'era nessuno lì. Ancora Velardi, controlla bene, si fa un po' di metri, se la sistema sul sinistro. Ancora Velardi, finisce giù al limite, calcio di punizione. Mezza Sant'Angiolese a parlare con l'arbitro. Di solito le punizioni le batte serio, oggi non c'è. La battuta ci sono la mattina e Velardi barriera a 4. Fischia l'arbitro, parte Velardi, pallone ribattuto subito, poi Villar fuori su Marrone, che giustamente era in posizione irregolare. Nibali prova a ripartire la Sant'Angiolese, ma il passaggio del classe 2005 è sbagliato. Nibali ci vuole riprovare, la prende Tuccio, Cigno in anticipo. E allora Mastriani, largo, cercava Di Bartolo, pallone spazzato via. Non può essere recuperabile per Marrone. Di Bartolo, pallone controllato da Villar, messo giù. E allora Coco che sale, fa un po' di metri.
Albanese, cross, Sciacca di testa, Lo Cicero la prende lui, calcia Lo Cicero su Fantino. Nibali, Tuccio, il tempo stringe, giustamente entrambe le squadre ci vogliono provare. Petruzzi attaccato da Tuccio, fa in tempo l'italo argentino a rilanciare il pallone. Pisa Creta di testa, Albanese. Adesso Francesco Pintaudi, Villar, Velardi in profondità per Marrone, era in fuorigioco. Sant'Angelese che si va a trovare abbastanza di sorpresa in situazioni del genere. Per sua fortuna i giocatori del Geraci sono in fuorigioco. Tiro di Tuccio controllato a terra da Petruzzi. Assolutamente senza problemi. Pallone lanciato in avanti da Albanese, risponde Sacca, Monte prolunga, vuole Todaro, pallone lungo. Nel frattempo ha raddoppiato la super giovane Castelbuono contro il Villarosa. Qui a Brolo, sempre 0-0, quando ne mancano 10 di minuti. Marrone la tocca, il pallone ritorna nella sua zona, avanza Mirko Marrone, scatta sempre di più, sempre Marrone, il tiro deviato sul fondo. Il gol di Mazzola per la super giovane Castelbuono, il gol del raddoppio qui. Il calcio d'angolo per il Geraci. Il pallone in mezzo sul primo, colpo di testa a levar via da parte di Monte. Nibali se la allunga in questo modo la Sant'Angiolese con Mastriani, ce l'ha rimessa, battuta adesso da Fantino. Tuccio, pallone basso in mezzo, stava per arrivare, conclusione di Todaro, respinta dal Geraci con Coco, lotta, Todaro finisce per andar giù, fermato Nibali, senza fallo. Velardi c'è in traiettoria Mastriani, aspetta Di Bartolo, ferma tutto Lo Cicero con la mano, calcio di punizione per la Sant'Angiolese. Le opportunità quattro in barriera per il Geraci. Mastriani pronto a calciare e lui a prendere la rincorsa. Eventualmente ci sarebbe anche il
sinistro di Fantino, va Mastriani basso sulla barriera, allontana Cigno. Nel frattempo Salerno ne ha fatto un altro, 5-1 della Castelluccese sulla Pro Falcone. Poker di Salerno che così sale a 22 gol, a più 2 da Marrone. Intanto Francesco Pintaudi a volere il pallone. Albanese non per Marrone. Todaro gira, Tuccio prova a girarsi, fermato in maniera regolare, ma il Geraci non ha modo a sua volta di andare in velocità in quella zona. Villar in 2, subito a pressare. Velardi prova ad allontanare Francesco Pintaudi. Albanese gira subito, trova Nibali, voleva il passaggio per l'altro lato del campo a raggiungere la mattina, troppo complicato. Mastriani, sale Nibali, Mastriani trova lo Cicero che però non la riesce a salvare. Fantino, tacco dietro di Nibali per Mastriani che è in mezzo a 2 difficoltà. La rimessa laterale con la battuta affidata a Fantino. In mezzo cerca il colpo di testa all'indietro Tuccio, Nibali l'ultimo a toccare sul fondo. Non passa Villar, il recupero di Monte. Pallone profondo verso Tuccio, la prende Cigno. È stato fischiato fallo in attacco. Tuccio incredulo, l'arbitro dice l'hai presa con il braccio. Mani nei capelli per Monte. Velardi di testa, sacca pure. Velardi appoggia per Albanese in anticipo interdonato. 4-2 dell'Aspra a Marineo contro il Città di Casteldaccia. Villar, Cigno, lo Cicero di prima. Per la mattina perde un po' il controllo, poi risolve servendo Villar così d'esterno. Francesco Pintaudi a rispondere. Tuccio con la spalla verso Todaro che vince il rimpallo, ma c'è il fischio ad interrompere tutto. Posizione di fuorigioco millimetrica per Cilio Todaro. Lo Cicero finisce giù dopo aver toccato il pallone. Il recupero della Sant'Angiolese. Mastriani, c'è spazio, pallone per Tuccio, forse in fuorigioco, spazza Villar. Marrone e Velardi a correre, l'appoggio di Sacca dietro a buon tempo. Poco più di 3 minuti alla fine. Nibali, profondo, Tuccio sponda con Di Bartolo che si disinteressa data la posizione di fuorigioco del compagno.
Cigno verso Marrone, passaggio per la Mattina, in mezzo la Cicerone la prende, dall'altro lato Albanese di potenza, batte Bontempo, un gol che si merita tutto per il suo ingresso in campo dalla panchina, il suo impatto con il terreno di gioco. Albanese a 2 dalla fine, il Geraci la sblocca. Il coronamento di un atteggiamento positivo, entrato benissimo, adesso sblocca la partita al comunale di Brolo e costringe di fatto alla Sant'Angiolese nel rispondere al più presto per evitare la sconfitta. Monte Di Bartolo si gira, si propone Nibali, pallone profondo, per lui morbido, Nibali lo vuole controllare, non ce la fa però a calciare, si propone dietro Fantino, il cross in mezzo, si stava coordinando Tuccio. Monte, Sant'Angelese all'assalto, pallone morbido, su Petrucci. Il gol di Albanese che ha sbloccato una partita difficile sempre più per il Geraci. La Mattina, che pallone qui per Velardi, bloccato da Bontempo. Per Albanese questo qui il secondo gol in campionato, il primo lo realizzò alla terza giornata in quel 3-0 contro il Lascari Cefalù. Questo gol è abbastanza pesante per quello che ha proposto la partita. Sciacca, Cigno addirittura sopra la copertura della tribuna dello stadio. 90esimo, vedremo un po' quanti saranno i minuti di recupero. Tacco di Nibali dietro per Mastriani, dentro l'area, ancora Mastriani, sinistro dentro, non c'è il colpo di testa di Bartolo, pallone ancora vivo, gestito da Interdonato, cross sul secondo a cercare Tuccio, pallone che però è uscito fuori. I tentativi della squadra di Iapolo, i cross da una parte e dall'altra, senza però tirare verso la porta di Petrucci. Francesco Pintaudi, Todaro di testa, anche Di Bartolo, ancora Todaro e Villar a vincere il duello. Nibali recupera lui, Interdonato verso il centro del campo, ancora Thomas Nibali, lascia lì a Francesco Mastriani, segue il movimento Nibali, potrebbe metterla in mezzo, cross deviato, la prende Petrucci. Il Geraci stava per rischiare perché sulla traiettoria del pallone c'era Pisacreta a un passo nel toccarla e quindi disturbare il portiere del Geraci. L'aggancio di Marrone contro Sciacca, fallo dell'attaccante del Geraci. Mastriani vuole cambiare tutto, pallone per Fantino, pensa alla conclusione, Fantino da fuori, sul fondo anche questa.
Monte, l'attacco di Lo Cicero, ma eccolo qui, il triplice fischio. Vince il Geraci all'88esimo, il gol decisivo di Albanese, entrato nel corso dell'intervallo a decidere una partita che non ha dato grandissime emozioni, con diversi tiri centrali nel corso dei primi 45, la mossa di Mirto dalla panchina, Geraci che va a vincere anche questa sul campo della Sant'Angiolese. Il gol di Albanese, il secondo in campionato, e sono altri 3 punti per la capolista del campionato, che sale dunque a 57 punti. Sant'Angiolese invece che rimane a 34, con la speranza di fare punti contro l'Aspra nell'ultima giornata. Geraci che invece ospiterà la Gorgogna Delia in un match tra due squadre che ormai non hanno più nessuno obiettivo. È tutto dal comunale di Brolo, con il Geraci che per la prima volta batte la Sant'Angiolese a casa propria. Grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci.